Bene, buonasera. Alcuni di voi penso ci conosciamo perché sono stato altre volte invitato da Vittorio in altre sedi, in altri luoghi, e comunque io giro un po' il mondo e quindi anche la Sardegna e l'Italia per le mie conferenze, sia de visu, sia videoconferenze, TV, eccetera. Da poco siamo stati su linea, come si chiama quella trasmissione domenicale di Rai 1? Linea Verde. Linea Verde. Sì, c'è scappata una denuncia da parte dei miei poco amici archeologi della Sovrintendenza Archeologia Ufficiale e comunque abbiamo fatto una trasmissione a Palau, in quella specie di fortino militare sui Sardana in Sardegna. C'è un particolare, dovete sapere subito, tanto salterà fuori dalle mie esposizioni. I Sardana sono riconosciuti in tutto il mondo, grazie all'opera di alcuni volenterosi, e fra i primi appunto Leonardo Messi in Egitto, e riuscì a lanciare la cosa col ministro della cultura egiziana. I Sardana sono considerati sardi, eccetto che dall'archeologia ufficiale o sovrintendenza, chiamatela come volete, o studi ufficiali sardi, che non riconoscono i Sardana come sardi. Io ho provato a chiedere, diteci almeno chi sono. Gli altri popoli, li vedremo, li hanno riconosciuti tutti, compresi i nostri studiosi sardi, però gli unici esclusi sono proprio i Sardana. Ditemi chi sono i Sardana. Se non riuscite a dimostrarlo, io vi dimostro che sono i sardi. Vabbè. Quindi possiamo andare avanti con queste, diciamo, poco simpatiche anticipazioni. Allora, ho messo due copertine, la prima sulla vostra sinistra è l'ultimo libro uscito a gennaio, che riprende tutto il lavoro di Leonardo Melis. Sono 27 libri che lui ha scritto su un unico argomento, quindi quei libri che stanno uscendo recentemente, anche dopo 10-15 anni dall'uscita del mio primo Sardana e i popoli del mare, che affrontano l'argomento, ben vengano, però chiaramente se uno scrive 27 libri su un unico argomento ci rimane poco da scrivere e devono comunque prendere da quei libri. Qualcuno mi cita, mi fa piacere, qualcun altro no, qualcun altro se ne appropria. Tutt'oggi, qualche giorno fa in televisione, un archeologo che sulla rivista Focus disse che le mie erano fandoni e senza aggiungere altro, cose peggiori, adesso spiega che i Sardana erano i sardi che erano guardie del faraone. Ah, beh, venga, ma tu non sei quello che disse che io raccontavo barzellette su questi popoli, vabbè. Quindi c'è questa situazione. E allora abbiamo recuperato tutto quanto pubblicato nei 27 libri, dal primo del 2001, con le nuove scoperte. Chiaramente ogni scrittore deve essere umile e riconoscere quando scrive qualcosa di non esatto e poi arrivano altre scoperte sue o di altri e deve essere lì pronto a recuperare e a chiedere scusa, cosa che io faccio sempre, e quindi ci sono delle nuove scoperte, la maggior parte sono scoperte di Leonardo Melis riguardo ai popoli del mare, in Egitto e altrove. Il secondo, quello con la copertina nera, è un libro che ha avuto un successo inaspettato, uno dei tanti libri, quasi rasenta il romanzo storico. Io non scrivo romanzi, scrivo saggi, però qualcuno continuava a chiedermi questa cosa e ho trovato una via di mezzo. Ho fatto quello che fece il grande Caio Giulio Cesare quando raccontò il De Bello Gallico, le guerre galliche quindi. Lui mise un personaggio al centro di questi avvenimenti, che casualmente era lui, Caio Giulio Cesare, raccontando in forma quasi romanzata, però raccontando i fatti che accadevano, quindi la battaglia di Alesia, la battaglia contro Pompeo, tutte quelle cose. Pompeo viene dopo, chiaramente. E Sisera è un libro scritto in questo modo, quasi copiando dal grande Caio Giulio Cesare, però io ho fatto il classico, quindi mi ricordavo del De Bello Gallico e ne ho fatto tesoro. E un generale Sardana sardo,
che gli archeologi israeliani, uno in particolare che è morto 2 anni fa, che io ho conosciuto, siamo incontrati a Cagliari al museo archeologico in occasione di una sua conferenza, Adam Zertal, lui ha scoperto questa città che lui chiama Shardana. Gli altri studiosi la chiamano nuragica, ma vedremo la differenza che c'è, comunque non ci importa, sempre sarda è. Il fatto di la questione di questa scoperta da parte di Adam Zertal, un archeologo israeliano, che non aveva nessun interesse a dire che è una città sarda lì. Io quando lo incontrai a Cagliari dissi, io scrivo, ho già scritto anche su questa roba che lei ha scoperto nel 92 e ho azzardato l'ipotesi che questo Sisara sia un generale Shardana al servizio di Ramesse, del faraone Ramesse III. Inoltre penso che Alawat, che tradotto dall'arabo significa il muro, le mura, sia la Aroset Goim della Bibbia. Io la Bibbia la conosco bene, ci ho scritto 3 o 4 libri collegati al popolo del mare, oggi vedremo qualche cosa al riguardo. Aroset Goim. Lui mi guardò e disse, ma Meles, lei come ha fatto a capire queste cose? No, ho studiato, conosco la Bibbia, conosco la storia egizia, eccetera. Quindi, ma lo sa che su Sisera ci ha azzeccato? Grazie. Perché per me non è un nome delle nostre parti. Lui è in quella che oggi si chiama Israele, l'antica Palestina appunto. A me sembra un nome sardo, anzi lo identifico con la vostra Sassari. Io un po' feci una risatina, me ne pentii subito, maleducato. Però pensandoci bene, pur essendo Sassari una città relativamente, chiamiamola moderna, quasi medievale, insomma, quel periodo lì, potrebbe essere un toponimo che esisteva da quelle parti. Sisera, Sassari, e quindi, in quanto a Araset Goim, mi ha fatto piacere che lui abbia accettato questa cosa. Quindi adesso andiamo avanti e ci avviamo in questa avventura, questi popoli che penso alcuni di voi ormai conoscano, perché ormai se ne parla ampiamente anche in televisione, e andiamo avanti. Allora, la tribù di Dan. I primi attacchi che arrivarono intorno al 2002-2004 furono relativi al fatto che io parlavo della tribù di Dan, di cui molti oggi scrivono, una tribù ebraica, chiamiamola così, che aveva a che vedere con i Shardana. Quindi qualcuno mi accusò di far discendere i Shardana dalla tribù di Dan. Assurdo! Cioè, i Shardana hanno forse 1500 anni in più della tribù di Dan, dell'epoca in cui scrive la Bibbia. Però abbiamo visto che in tutta Europa io ho trovato tracce di questa tribù e soprattutto nelle radici dei fiumi. Ne ho elencato qualcuno in questa slide. Danubio, Dan, Nubio, Eridano, e poi c'è l'Eridano sarebbe il Po attuale, il Dnieper, il Dnipro di oggi in Ucraina, il Don, il Giordano e altri che ho evitato di scrivere per non aggravare la situazione. I Tuatha Dé Danann sono un popolo, anche quello, un popolo del Baltico che aveva questo nome. Praticamente se Sherdan si traduce in principi di Dan o i principi di Dan è quello più esatto, Sher. Tuatha Dé Danann sono il popolo di Dana, sempre il popolo della tribù di Dan. Quindi torniamo a quella. E c'è un motivo anche qui. Andiamo avanti. Per capire la situazione che si creò intorno al 1200 in quello che oggi chiamiamo Libano, Israele giù, che Israele non era lì ma era più su, e Palestina ancora più giù, abbiamo, usando un libro del 2004, se non erro, abbiamo sistemato
questi popoli del mare, che identificheremo fra poco, in questa zona, tra Libano, Siria, eccetera. Poi vi spiego perché si insediarono lì dopo il 1200. Abbiamo i Shardana che stavano vicino ad Acco. Acco è l'attuale San Giovanni d'Acri dei Templari, che era il più importante porto dell'Asia Minore che dava nel Mediterraneo. Poi abbiamo i Libu. I Libu sono gli antenati dei cartaginesi, che erano molto vicini ai Shardana, invadevano spesso l'Egitto insieme. E li abbiamo a Tiro. Abbiamo anche i Gecher, che sono i Teucri, quelli che Omero chiama Teucri, sono i troiani della guerra di Troia, che poi si trasferiranno nell'VIII secolo a Sparta, eccetera, e si insediarono a Dor e a Biblos, sempre città del Libano, quelle che oggi i nostri libri scolastici chiamano Fenicia, che non esiste un nome del genere, è stato inventato intorno al 1947, anzi esattamente 1947, non esisteva. I Fenici non sono esistiti, avevano un altro nome, e la Fenicia non esisteva perché aveva un altro nome. Ma poi vediamo anche questo. Poi abbiamo i Shardana ancora giù vicino ai Pelezet, che sono i Filistei della Bibbia, grandi alleati dei Shardana. In Sardegna abbiamo trovato tracce, addirittura urne di sepolti, di Pelezet sepolti a quella che oggi si chiama Neapolis, e che aveva un altro nome, in Sardegna, la zona più giù di Oristano, e in più bronzetti col copricapo piumato, che era tipico appunto dei Filistei della Bibbia. Il piumato, sì, poi anche in quel tempio di Antas giù, anche lì c'è. E quindi tracce di Filistei sono trovate, ci sono in Sardegna, quindi la loro vicinanza, e sono rappresentate insieme in Egitto, e vedremo, io ho riportato molte immagini dall'Egitto, grafici, fotografie, eccetera, quindi li vedremo. E quindi questa posizione, adesso spiegheremo perché questi popoli, chiamati popoli del mare nel 1800 da un francese, Gaston Maspero, ma gli egizi li chiamavano in un altro modo. Erano i popoli delle isole del Grande Verde, che era il Mediterraneo, quindi, o delle isole occidentali. Per loro erano quelle occidentali. Cominciamo ad accennare alla guerra di Troia. Si dice che Enea era troiano, che era l'antenato dei Romani e queste cose qui, che fugge da Troia col padre sulle spalle, Anchise, con la moglie Creusa a fianco, che poi sparisce, col figlio Ascanio, sì, Iulo, poi cambiato Iulo da nipote di Cesare, e si dice che fuggì da Troia. Vedremo che lui andò via da Troia, ma non era una fuga e non era un troiano. E qui abbiamo un richiamo a Shardana, e io i primi Shardana che vidi in Egitto era un periodo in cui io andavo lì per lavoro, io facevo anche il rappresentante di profumi firmati, tipo Valentino, Gianfranco Ferré, eccetera, allora erano quelli che facevano guadagnare. Quindi facevamo le riunioni aziendali internazionali, andavamo anche in Egitto. Comunque, i primi che vidi, fra i primi erano questi, li vedete ai piedi della statua di Ramesse II, dopo la famosa battaglia di Kadesh, di cui molti scrivono anche oggi. E sono 4 Shardana, i più vicini in assoluto al faraone, e sono diversi dagli altri soldati che sono egiziani, si vede. Gli altri soldati hanno lo scudo lungo e non rotondo, i Shardana hanno l'elmo con le corna, che è tipico solo dei Shardana, una spada tipo quelle trovate a Sant'Irogi qui al 10° puzzo, eccetera, eccetera. Comunque, qui siamo ad Abu Simbel, la rappresentazione della battaglia di Kadesh. Qualcuno di voi va in Egitto, lasciate perdere le piramidi, datele un'occhiata, tanto non c'è niente. Le piramidi sono le piramidi e basta. Andate nell'Alto Egitto, verso Luxor, Abu Simbel, è tutto lì. L'Egitto è lì, nell'Alto Egitto. Come venire in Sardegna e non andare in Barbagia, no, ma andate anche a Cagliari, però anche in Barbagia, perché alcune cose le trovate solo lì. Andiamo avanti.
Ecco, questi in particolare sono questi qua, quei 4, e non hanno niente a che vedere con gli altri soldati egiziani, anzi, di egiziano hanno soltanto un gonnellino a punta, che finisce a punta. Io l'ho ritrovato in Sardegna in un bronzetto, ma soprattutto in quelle statue trovate a Cabras nel 1974. Se voi guardate alcuni modelli delle statue di Montebramma hanno il gonnellino a punta, è la stessa armatura, è la stessa spada, e richiamano questi soldati trovati in Egitto da Leonardo Medes. L'unica cosa che non troviamo nei bronzetti e nelle rappresentazioni in Sardegna è quella specie di coso rotondo dorato che avevano sulla testa, che li contrastingueva da altri mercenari, sia Sciardana che dei popoli del mare, che erano in Egitto. Questi erano la guardia personale del faraone. Lui viene salvato a Kadesh, dove sta perdendo contro gli Ittiti, viene salvato dall'intervento di 520 Sciardana, la sua guardia personale, che gli stavano lo scranno, diciamo. Lui stesso fece scrivere nella stella di Tanis, che è chiamata adesso la stella dei Sciardana, che i Sciardana del mare, dal cuore ribelle, che nessuno ha mai potuto combattere o contrastare, arrivarono dal centro del mare, non dall'Anatolia, come dicono i nostri eminenti studiosi, che dicono che venivano da Sardi loro. Oltretutto Sardi è stata fondata dai popoli del mare nel 1100-1050 a.C., questi esistevano già da 1000 anni quasi, e forse l'hanno fondata i popoli del mare, se non i Sciardana, forse i Turci o gli Etruschi, che erano lì. Quindi venivano dal centro del Gran Mare, quindi dal Mediterraneo. A bordo delle loro navi da guerra nessuno ha mai potuto contrastarli, Ramesse II. E poi lui li assume, cioè questi invadono l'Egitto, lui riesce a fermarli parzialmente, vengono a parlamentare, hanno detto, ma cosa volete? Ma noi siamo soldati. E lui li assume e ne fa la guardia personale. Fra questi c'è un personaggio che è un grande scrittore dei primi, di fine del secolo scorso, Christian Jacques, francese, ha riportato nel suo romanzo su Ramesse, sulla battaglia di Kadesh. E praticamente gli dà un nome che il traduttore del libro francese in italiano, che poi ho scoperto perché lo sospettavo, lo chiama Serramanna. Serramanna è un nome latino, non può essere al tempo di Ramesse II. Poi ho scoperto quello che sospettavo, appunto, il traduttore è un sardo. Ha voluto fare un favore ai suoi conterranei, a noi, ma non era il caso, perché non dico che lo chiedesse a me, ma se lo chiedeva a un qualsiasi altro, o a Christian Jacques magari stesso, gli avrebbe detto, guarda che lui ha un altro nome. Lo vedremo oggi. È il padre di Sisera, di questo generale, il padre o il nonno, comunque è un suo... andiamo avanti. Ramesse III, il pronipote o quasi di Ramesse II, scrive dell'invasione di questi popoli del mare, che nessuno oggi riesce a capire questa tragedia, un'invasione tipo barbarica, con le famiglie, con i buoi, ma cos'erano? Erano pirati? Chi diavolo erano? Ramesse III, stiamo parlando di Ramesse III, dice i popoli delle isole, si chiamavano così, fecero un patto fra di loro. Vedremo che tipo di patto è e perché l'hanno fatto. Qui non erano famiglie sbandate tipo i barbari, gli Unni o i Goti o quella roba lì. Questi erano mercenari, erano soldati scelti, i migliori del tempo, ma non solo i Sciardana, anche i loro compagni. Se riuscite a leggere, qui ho la schermata piccola, abbiamo i Sciardana in Sardegna, poi abbiamo i Lucca, gli antenati degli attuali Lucani. La Lucania è la Basilicata, no? Loro si chiamano Lucania ancora. Qui c'entra Enea, c'entra un sacco di persone. Poi abbiamo i Sacalasa, antenati dei Siculi, non si sbaglia, il Libu, antenati dei Cartaginesi, il Libu diede il nome all'Africa, l'Africa anticamente si chiamava Libia. Poi abbiamo più a oriente, abbiamo gli Accaiasa, che sono gli Achei di Omero, quindi quelli che abitavano la Grecia, non i greci dell'età classica, gli antenati. Poi ci sono i Dardani, in vari posti,
i Gecker, nella zona dove esisteva ed esiste ancora Troia, la stanno scavando adesso, e i Pelesetti che stavano, dice la Bibbia stessa lo dice, vennero da Caftor, i Gecker arrivarono da Creta, dove c'erano però anche altri di questi popoli del mare. Perché ho descritto questi popoli che si muovevano verso Oriente? Perché qui accade quello che è stato la catastrofe che ha fatto cambiare quei 2 millenni di storia chiamata età del bronzo. Che cade, scompare. Ci saranno 400 anni, dicono i greci, di medioevo buio. Che non si sa niente, loro non sapevano niente, i greci. Perché diciamo così? Perché a noi dico stavolta non in Sardegna ma in Italia, ci hanno insegnato che la storia comincia con i greci e i romani. Ma perché? Non tornano i conti. La storia greca, non gli Acaiasa, la guerra di Troia, eccetera, ma i greci vengono fuori intorno al V o VII secolo avanti Cristo. Roma viene fondata ufficialmente nel 750 circa avanti Cristo. Ma e prima cosa c'era? Stiamo parlando dell'VIII secolo, ma prima cosa c'era nel Mediterraneo? Perché noi dobbiamo cominciare la nostra storia nei libri scolastici da questa età, dai greci e dai romani? Perché nel ventennio, attenzione che io non faccio politica, è solo storia, nel ventennio il Ministero della Cultura Popolare, che aveva un brutto nome, si chiamava Minculpop, quindi il Ministero della Cultura Popolare appunto, proibì tutti i testi che non fossero greci o romani, ma giustamente per la gloria di Roma andavano bene i testi greci e romani, e tutto sommato tutti e due ne vanno. Però c'erano anche altri che hanno fatto la storia in Mediterraneo, come? Quindi noi sappiamo di questa faccenda. Allora, tornando al 1200, c'è stata questa invasione di questi popoli, ma da dove saltano fuori? Perché Medioevo buio, non abbiamo storia né greca né romana che parlano di questi popoli. E invece governavano, anzi governavano gli altri con la loro forza. Vediamo la cartina, questa è la cartina francese, prima Vittorio ha accennato, abbiamo pubblicato anche in Francia, Le Peuple de la Mer. La mer, le pecore della mer, i popoli del mare. Allora, vedete, questa striscia azzurra parla dell'invasione navale con la flotta che era composta di alcuni di questi popoli, fra cui Sardana, i Vasascia, che probabilmente erano i corsi, e i Tuatha De Danann, quelli del Baltico che erano scesi giù. Perché i Sardana e i corsi siamo sicuri che erano lì? Per vari motivi. Intanto gli egizi chiamavano i Sardana e anche i Vasascia Sardana Nepeyam, cioè Sardana del mare. Solo loro però, non gli altri popoli, il Liburo, niente. Sardana e Vasascia. Sardana Nepeyam, i Sardana del mare. Forse è per questo che Gaston Maspero diede il nome di popoli del mare a tutta l'agglomerato, a tutti i popoli. Quindi la flotta è guidata soprattutto dai Tuatha De Danann, dai Sardana e dai Vasascia. E vedete che parte in parte dalla penisola greca, viene dal Mediterraneo occidentale, sbatte verso Ugarit, e c'è un motivo su Ugarit importantissimo, che oggi non ne cavano piede le trasmissioni dei vari Giacobbo, eccetera, non riescono a capire cosa è successo a Ugarit. Oggi vedremo cosa è successo, con documenti ufficiali da parte egizia. Quindi sbattono lì verso Ugarit, quindi scendono lungo la costa, diciamo, oggi libanese, eccetera, eccetera, depongono i vari sovrani e si mettono loro a governare. C'è un racconto egizio del 1100 a.C., il viaggio di Venamu, dove c'è il re di Biblos e un Gecker, quindi ci sono anche i Gecker. Mentre invece la striscia marrone è l'invasione via terra. Ne manca un pezzo qui perché l'invasione comincia dalla Grecia. I popoli del mare attaccano le rocche di comando di Micene e Tirinto. La storia di Agamennone è capovolta, che lui torna da Troia dopo 10 anni, e lo ammazzano e viene deposto. No,
Agamennone, o chi per lui, viene deposto, il re di Micene viene deposto per primo insieme a quello di Tirinto. E poi proseguono verso Troia, infatti. A Troia noi oggi troveremo un sacco di questi popoli del mare, sotto un nome che non ci suona, non ci abbiamo mai badato, eppure sono loro, adesso lo vediamo. Quindi Troia, da Troia continueranno, poi spieghiamo tutto questo tragitto perché cosa fanno. A Troia, diciamo, fanno fuori la famiglia di Priamo, chiamiamolo così, il re di Troia o di Ilio, fanno fuori la famiglia di Priamo e poi vanno via. E con loro vanno via gli abitanti di Troia, quindi Gecher, o troiani o teocri, e gli alleati, tipo il Lico, i Lucani, erano alleati dei troiani. Glauco e Sarpedonte, per chi ha studiato l'Iliade, erano i comandanti dei Luca, dei Lici, che poi lasciano il posto a un altro che troviamo nell'Eneide di Virgilio. Quindi andranno oltre, verso altre città, in questo caso Attusa. Attusa era la capitale del più potente impero di quel momento, da parecchi secoli, i peggiori avversari degli egizi. Ricordiamoci l'America e la Russia della guerra fredda, no? Le due superpotenze. Allora c'erano i Titi ed egizi. Quindi fanno fuori la rocca di Attusa, il re Attusino viene deposto, eccetera, e proseguono verso dove? Verso Canaan, dove trovano gli altri con le navi, la striscia azzurra, e insieme attaccheranno l'Egitto. Ve la sto raccontando breve, ma vedremo vari documenti, eccetera, varie immagini. Attaccheranno l'Egitto e Ramesse III. Ramesse III si vanta di averli dissolti come sabbia nel deserto, poi dice che però gli ha dato le città da difendere, insomma non li ha fatti fuori, li ha fatti alleati come fece il suo nonno. Però l'Egitto deve pagare un tasso, mentre gli altri vengono deposti. Ramesse III conserva il trono, ma conserva solo il trono del regno egizio. Deve cedere l'impero, deve cedere le province. Quali sono le province? Sinai, Siria e Palestina. Cioè tutta quella striscia che stiamo guardando adesso dalla cartina. In quanto a Ugarit le succede molto peggio. Ugarit viene attaccato dalla flotta. Questa è Micene, quindi si comincia Tirinto e Micene, sono le prime a cadere. Poi Troia, vedete questa è la roccaforte di Troia. Gli scavi che stanno facendo gli archeologi di tutto il mondo a Isserlik, io ricordo le trasmissioni che facevano a Focus e altre trasmissioni anche non italiane, parlavano di Troia, della città, come mai la città non si trova, come mai il mare è così lontano. Il mare è rimasto, anche se si è un po' sollevato in quel periodo preciso, però voglio dire, Troia viene distrutta alla rocca, come le altre città, e questa è Isserlik, dove stanno scavando adesso. La città grande non viene incendiata alla rocca, come succedeva nelle altre città. Omero parla di questi eroi di Ilio in un modo strano. Badateci, non so se ci avete già badato quando eravamo a scuola, no? Il biondo Achille, il biondo Menelao, il biondo Ulisse, ma i greci erano tutti biondi, qualche biondo forse, ma che fossero tutti biondi. I più vestiti di pellicce, usavano la legna per fare le palizzate invece che la pietra, ma voi vedete che il racconto di Omero è ambientato da qualche altra parte. Non sono solo a dirlo, perché ai primi del 2000, quando io scrissi Chardin e il popolo del mare, partecipai a un concorso di premiazione internazionale dove c'era anche Giacobbo, c'erano i grandi giornalisti anche italiani. Venne premiato come miglior saggista un certo Felice Vinci, un italiano, un ingegnere dell'aeronautica, ingegnere elettronico, comunque un ingegnere, che ambienta il racconto di Omero nel Baltico. Che per lui i racconti dell'Iliade sono quelli di Tuatha Dé Danann, che sono biondi, sono gli irlandesi, i danesi e quella gente lì, sono gli antenati loro. E la loro mitologia, l'irlandese ne parla di Tuatha Dé Danann, la gente di Dan. Quindi Omero ogni tanto ha qualche riferimento a questa gente. Si moriva di freddo. Il primo greco, chiamiamolo greco, il primo Acheo che sbarca,
muore di freddo perché si ubriaca e muore di freddo nella spiaggia, ma in Turchia muore di freddo, no? Quindi il mare è sempre tempestoso, vabbè. Achille mi ha incuriosito perché noi avevamo un foro, prima dell'arrivo di Facebook, avevamo un foro alla fine del secolo scorso, dove c'erano archeologi, c'erano parecchi studiosi, geologi, eccetera, e parlavamo di questa. Io dicevo, Achille mi sembra un po' sciardana, quindi sardo per me. E mi prendevano in giro, chiaramente, non esagerare, Leonardo, adesso non può. Achille indossa un elmo che è sciardana. E vedremo che è proprio sciardana, non solo perché è un elmo con le corna, che sono gli unici che usavano l'elmo con le corna, gli altri avevano il piumaggio e altre cose. E vedete, questi sono i funerali di Patroclo, l'amico di Achille. E Achille è quello in piedi con la freccia sulla testa, lì, se riuscite a vederla, quella gialla. E lui ha l'elmo con le corna, si chiama. Questo è un vaso chiamato così, miceneo. Miceneo è come nuragico, non vuol dire niente. Non era la cultura di Micene, anche Micene faceva parte di questa cultura, ma sono Achei, a Cagliasa. E sono tutti con l'elmo con le corna. Oltretutto questo è un elmo un po' particolare, perché ha tutte quelle cose bianche strane. Boh. Inoltre Achille è raccontato come invulnerabile, ma Omero stesso dice che non è vero. A noi ci hanno insegnato a scuola questa cosa. C'è un motivo per cui lo cito. Qui Achille sta uccidendo Asteropo, perché questo lo affronta quando lui decide di rientrare a combattere dopo l'ira contro Agamennone, eccetera, uccidono Patroclo, lui rientra e fa strage di troiani, e lì si parla davanti a questo Asteropo. Asteropo era un ambidestro, diciamo così, usava due lance. Quindi ne lancia una con la sinistra, penso, Achille lo evita, e lui ne lancia subito l'altra con l'altra e lo colpisce Achille. E Omero dice che ne uscì a fiotti il sangue. Allora non sei invulnerabile. C'è un motivo per cui citiamo questa cosa, è importante anche quello, vero? Achille usava invocare spesso Zeus di Dodona. Io quando leggevo Zeus di Dodona, chi è sto Dodona? Cosa dice? Ma Dodona era il primo oracolo in Europa portato dalle Danaidi, tra cui Dana è la madre di Perseo, dall'Egitto, dall'Oasi di Siwa. E quell'oracolo da cui partono gli argonauti dopo aver consultato, eccetera, per questa avventura incredibile. Io ho amici archeologi, amici veramente archeologi, che scrivono di queste scoperte. Allora hanno fatto questa scoperta di questo bronzetto che vedete sulla vostra destra e hanno pubblicato questo articolo in albanese che io mi sono fatto tradurre da un amico albanese, uno studioso che è a Venezia, ha scritto dei libri, ogni tanto ci sentiamo. E hanno scritto, il bronzetto ricorda perfettamente il bronzetto ritratto nel libro dello scrittore italiano Leonardo Meles. Finalmente qualcuno, magari non in Italia, però sto parlando di 20 anni fa e passa, e quindi hanno trovato questo bronzetto e quindi si sono ricollegati al nostro bronzetto quattro occhi e quattro braccia che io avevo sia nel primo libro sia nell'ultimo libro, per ricordarcelo. Parlavamo dell'elmo strano usato dai greci e avevano due di elmi strani, questo soprattutto. È ricordato in una spedizione che Ulisse e Diomede fanno, loro facevano gli agenti segreti, gli esploratori, loro riescono a entrare a Troia con l'aiuto di un traditore. Entrano a Troia per spiare, infatti parlano Cassandra, eccetera, e trovano cioè Ulisse indossa quest'elmo di zanne di cinghiale, e quello alla vostra destra, con lo sfondo nero. Però io ne ho visti due in Sardegna, uguali, l'altro a sinistra, che è esposto in un museo, sarà Cagliari, sarà Sassari, comunque è in Sardegna. L'altro invece è scolpito, quello in alto al centro, e riproduce lo stesso elmo, però sempre con le zanne di cinghiale e così. Avevano le stesse armature, quindi fratelli, stessa etnia, eccetera. Dopo la guerra di Troia, tutti i popoli del mare indosseranno questo elmo. Io ne ho trovato due in Sardegna. Uno viene da Sant'Antioco, l'altro veniva da Lacone,
e l'altro, cioè, sono tre veramente, quello dei Laconi non l'ho trovato esposto, fu trafugato 30 anni fa, portato via 30 anni fa, però ne troviamo, allora il primo a sinistra in alto è Sardana, poi abbiamo uno spartano, quindi Jecker, quindi o Dori, perché venivano anche da Dor, Etruschi, anche gli Etruschi lavano uguali, perché gli Etruschi sono popoli del mare, sono i Tursa. Allora, e poi i Corinzi chiaramente venivano dalla Grecia, trovato però in Sicilia, e tanti altri. Quando partecipavano alle Olimpiadi, a Olimpia, ogni atleta doveva portare un elmo da consegnare. C'è ancora il museo di Olimpia, io ne ho contate una cinquantina di questi elmi, tutti uguali, però vengono da tutto il Mediterraneo, uguali perfetti. Questo 400 anni dopo la guerra di Troia, ci sarà un motivo se hanno usato questo elmo uguale dappertutto? Una curiosità su Ugarit, abbiamo citato Ugarit. Ugarit cos'era? Perché l'attacca alla flotta e non l'esercito di terra? Perché Ugarit era la città commerciale più grande dell'età del bronzo, quindi era ricca e la flotta aveva bisogno di approvvigionarsi probabilmente. L'assurdità, adesso riderete, è che noi ricordiamo non solo l'anno che viene attaccata e distrutta, ma abbiamo anche il mese e il giorno, l'ora no, ma il giorno sì. E c'è un motivo, anzi due motivi, perché abbiamo trovato traccia persino negli scritti di Omero, datate. Andiamo avanti. Ugarit fu attaccata in un mezzogiorno senza sole. Cominciate a capire, giusto? È databile, perché del 16 aprile 1178 a.C., l'arrivo di queste navi cariche di soldati, eccetera, eccetera, la conoscenza dell'eclissi ha fornito la data e l'ora dell'attacco. L'eclissi è documentabile, ancora oggi. Un'eclissi si può documentare, i nostri astronomi, eccetera, possono documentare un'eclissi anche di 1000 anni fa, di 2000, quello che è. È riportato nei popoli del mare da Mediterraneo, un altro libro che ho scritto. La questione dell'eclissi pare sia citata anche dall'autore dell'Odissea, non pare. Io mi sono consultato l'Odissea ieri, un ripasso ci vuole, e l'ho trovato nel 20° libro. Omero cita l'eclissi al rientro di Odisseo da Troia, quando sta per far fuori i proci, per sterminare i proci. Non ricordo se Atena sì. Dice che l'ha mandata Atena questa cosa, questo buio orrendo che tutti mi impazziscono perché stanno mangiando, bevendo, ubriacandosi, eccetera, però cominciano a delirare perché vedono i morti e la luce non c'è più. Leggetevi il 20° libro dell'Odissea, non vi dico il versetto, ma il 20° libro dell'Odissea, le parole di Teoclimeno, è uno dei proci che parla e dice: scellerati, non avete capito che Atena, il giorno è buio, in pieno mezzogiorno, è ora di pranzo, quindi abbiamo due datazioni. L'altro sospetto è sempre Omero, ma nell'Iliade mi hanno detto che Omero cita l'eclissi durante la guerra, durante l'attacco a Troia da parte di Ulisse, di Achille quando ritorna al combattimento. Quindi abbiamo la datazione sia della distruzione di Ugarit, perché Ugarit fu distrutta, attaccata, distrutta e incendiata, mentre invece Troia, Itaca, eccetera, sono citate per questo fatto. Episodi comunque sanguinosi perché Ulisse li fa fuori tutti i proci, quanti erano? Una settantina, li uccide tutti, li sgozza, e quindi li abbiamo. Non solo, ma Plutarco ed Eraclito ne scrissero, quindi qualcuno si era già incuriosito. Abbiamo altri testimoni per idee sballate di Leonardo Mesbero citate da esimi scrittori dell'antichità. La fine di Priamo e del suo regno. Ilio cade come prima Tirinto e Miceno, seguirà Attusa, quindi i Lititi, e altre rocche
a Canaan, le altre rocche di Canaan, le altre città, e deve il regno diventate bronzo. Quindi cadono i sovrani, i Priamo, i Agamennoni, Atusil, cadono questi sovrani. E ne hanno fuggito da Troia. Sto facendo delle anticipazioni per poi concludere il perché, che poi viene fuori da solo. E ne hanno fuggito da Troia. Enea fu fatto passare per antenato dei Romani. Faceva comodo alla famiglia Giulia, Augusto. Cesare non l'avrebbe fatto, probabilmente, ma forse l'avrebbe fatto, anzi l'idea forse era sua. Le date della parentela lasciano molto a desiderare e proveremo anche quello, grazie ai documenti di eminenti storici dell'antichità. Come conoscenza storica di Virgilio e di altri. Virgilio è un grande poeta, è il massimo dei poeti, ma storicamente è molto scarso. Le lotte di Enea e Turno nell'Eneide, ad esempio, ricordano, non sono scoppiazzate, dico io, ho esagerato, ma è così. Tipo il duello che lui fa con Turno è uguale a quello che lui fa con Aiace, ma Turno ed Enea risultano come Achille e Ettore nell'Iliade. Sono dei due campioni delle due parti. La storia di Enea. Il ritorno dalla guerra di Troia dei Greci. Vedete Ulisse che ci mette 10 anni a tornare in patria, ma avete presente dove era Itaca? In Grecia, non so se il puntatore da queste parti. Cioè, mezza giornata, ci mette 10 anni. Questo è Enea. Enea fa di meglio. Molto meglio. Guardate il tragitto che lui fa, dopo l'abbiamo anche animato. Parte da Troia, varie tappe, passano a Creta perché Anchise appare in sogno a Enea, mi pare. No, Atena appare in sogno ad Anchise e gli dice dovete tornare dall'antica madre. Cioè, state andando via da Troia, andate dall'antica madre. E Anchise dice è Creta. Perché Creta? Perché molti parenti dei troiani e degli Achei erano a Creta. Teucro, ad esempio, era il re di Creta. Era anche un antenato di Glauco, che combatte con Agamennone e non si ammazzano perché giurano di non scontrarsi più perché i loro padri erano amici. Erano parenti, tutti i popoli del mare. E poi lui risale, costeggia la Calabria, addirittura qui nel promontorio di Era Lacina, io ho fatto 2 conferenze in Calabria, un'altra l'ho fatta recentemente in videoconferenza, ma sono stato 3 giorni lì a commemorare il professor Raso che parlava di Pelasgi e di popoli del mare, e mi è stato liberato 10.000 anni fa. Però poi morì e mi chiamarono per commemorarlo insieme ad altri. E io feci la mia conferenza e regalai agli amici calabri questa cosa di una navicella sciardana che è esposta nel museo di Crotone. Trovata a Era Lacinia, era nel promontorio di Era Lacinia, dove sbarcano gli uomini di Enea inizialmente, c'era il tempio di Era, di Giunone, no? Di Era, quindi. Poi lui va da Didone, che sta fondando Cartagine. Attenzione, questa di Didone è una prova da far sganasciare delle risate. Cartagine è datata ufficialmente, non da me, ma dalla storia ufficiale. Catone, mi era antipatico Catone, però era il Catone sbagliato, perché era nemico di Cesare e mi dava un po' fastidio, sono un fanatico di Cesare, però era il suo antenato. Praticamente questo Catone, che era Catone l'anziano, Catone il grande, praticamente era antenato di Catone il censore, diceva ai suoi colleghi romani, senatori, siete una massa di ignoranti. Ma come può Enea, fuggito da Troia, avere un figlio che fonda Albaronga e un altro discendente che fonda Roma?
del 750 a.C. e Troia viene distrutta nel 1180. Le date della distruzione di Troia sono accettate universalmente, 1180 circa. E Catone ogni volta faceva come il suo discendente al tempo delle guerre puniche, che andava in giro con ramo di fico, Cartago delenda, Cartago va incendiata, va distrutta tutte le mattine. Perché? Perché quel ramo di fico veniva da Cartagine. Quindi dice, quelli sono lì a 2 passi, quando vogliono ci vadano di nuovo, quindi vanno distrutti. E in questo caso lui ogni mattina, prima del suo discorso, diceva, siete una massa di ignoranti. Ma erano fatti così, i Catone erano tutti così. Non avevano riguardi per nessuno, se lo potevano permettere. È una gran parlantina. E quindi salta fuori questa cosa che io ho visto, provato, documentato, e Catone l'aveva già fatto. Una parentesi, tornando all'invasione, Ramesse III mentì, l'abbiamo accennato prima. Ramesse racconta nel Papiro Ares e sui muri di Medine Tabu, non i geroglifici, i bassorilievi, di aver sconfitto le genti del mare. Tutti dissolti come sabbia nel deserto, dice lui, no? Ma poi si smentisce da solo. E lui afferma, allora, io portai la pace nel mondo, modesto, no? Tipo un tizio che in questo periodo parla in questo modo. E permisi che le donne egiziane potessero viaggiare senza pericoli, perché nessun forestiero molestava per strada. Chi è il forestiero che molesta un'egiziana in Egitto? Ma che non mai. Che cosa vuoi dire? Poi però deve aggiungere, cioè vuol dire che ha pacificato il mondo. Ma io ho anche consentito all'esercito da guerra e ai carri di stare fermi e ai mercenari Shardi, Shardana e Keek di stare sdraiate nella schiena delle loro città, che io gli ho regalato, aggiungerà poi. Quindi, cos'è sconfitto e dissolto come sabbia nel deserto quando li hai ingaggiati? Che si contano 10 città nella zona fino al Sinai, 10 città, fortezze, che ne hanno scoperto, anzi 11 città, ne hanno scoperto 6 mi sembra, una l'aveva scoperta l'ultima volta che io ero in Egitto, e sono elencate nel tempio di Luxor, a Luxor. Per capire un po' la situazione che si crea dopo l'ultima tappa che loro fanno, si fermano nell'Egitto, vediamo come la Bibbia e altre fonti descrivono la zona delle province siro-palestine. Lasciamo perdere il Sinai per il momento. E vedete che ci sono alcuni insediamenti. A Tiro abbiamo detto c'erano i Libu. Il Libu che era? Quella principessa che costruì Cartagine, Didone o Elisa, e veniva da Tiro. Ma non era Fenicia, come scrivono i nostri libri, che i Fenici non esistono da nessuna parte, e vediamo anche perché non esistono, perché non esistono. Avevano un altro nome, non che non esistevano come popolo. Avevano un ben altro nome. Facilissimo. I Libu stavano a Tiro. I Shardana stavano ad Acco, l'abbiamo detto prima, i Jeker stavano a Dor e a Biblos. Abbiamo altri insediamenti, tra parentesi abbiamo anche una zona dove i Shardana si insedieranno in un racconto che fa la Bibbia, molto importante. Quindi questa era quella che gli ebrei di Giuda chiamavano Israele, non Israele, Israele. Ma lì ci abitavano i popoli del mare, soprattutto. Anche alcune tribù ebraiche, le famose 10 tribù che poi scompaiono, no? Perché poi rimarrà Giuda, che include Beniamino, ma Giuda era qui, la zona di Gerusalemme. Questa era la situazione, quindi gli ebrei parlavano di Israele qui e di Giuda qui. E chiaramente per le zette qui, Gaza e quella zona lì. Come è un po' oggi la striscia di Gaza, è rimasta quasi, era un po' più grande ai tempi di Pelezet. E qui invece sono insediamenti più importanti, vediamo altri, ci sono anche i Litizi, Shardana. Le cartine ci sono tutte comunque, soprattutto nell'ultimo libro, si possono consultare. Continuiamo con questi accenni. Allora Sisera, generale Shardana in Israele. Lui comandava 5.000 uomini e 900 carri ferrati. Era un esercito di professionisti che avevano dominato, dice la Bibbia,
perseguitando Israele, Giuda, eccetera. E Deborah, una profetessa che è citata, nel 1100 circa a.C. nella Bibbia, raduna alcune tribù, fa un appello alle tribù, alcune aderiscono, altre stranamente no, e vediamo anche in un modo strano. Però Sisera, i carri si fermano perché c'è un'inondazione in questo fiume, Straripa, e i carri non possono combattere quando sono impantanati, vedete i carri di Ramesse quando seguivano gli ebrei nel Nilo. E quindi lui viene sconfitto, poi verrà ucciso a tradimento da moglie di un amico. E questo è Zertal, in quella città che lui chiama città Shardana. Vedete un po' le costruzioni ricordano. Questo invece è Leonardo Meles che ha seguito tutte queste città che lui cita, e anche il libro cita, quindi Azor, l'abitazione di Sisera, eccetera. C'è questa mola strana in tutte queste, l'ho vista a Luxor, una bellissima, sembra fatta con laser, è nella zona di Senis, non lontano dall'Anconi, in linea d'aria sono vicinissimi. È di una bellezza, è dentro un uraghe, hanno tentato di portarla via, è caduta, si è un po' rotta, diciamo. Ma sembra fatta sembra quelle costruzioni egiziane, l'Isas, una cosa incredibile. Allora. Alla Watt città di Sisera e dei suoi guerrieri Shardana, Leonardo Mesi incontra Zertal a Cagliari e ne parla, abbiamo accennato prima. Giudici. Giabim, un re cananeo che regnava in Asor, c'erano i Sacalasa, si erano insediati ad Asor. Aveva questo generale che aveva questi soldati, lui era stato un generale di Ramesse III. Dopo l'esodo, stranamente, in Siria e Palestina non c'è un soldato egiziano, perché se era provincia egizia? Perché sono stati sfrattati dai popoli del mare, quindi non c'era. E lui è rimasto senza lavoro, Sisera, ma aveva i carri e aveva i suoi soldati, che erano tutti Shardana, 10.000 uomini. Deborah raduna 10.000 uomini fa queste tribù, però a causa dello straripamento di un torrente, i carri di Sisera si impannano, l'abbiamo detto, e Deborah si lamenta però di una cosa. Attenzione, è Dan, perché se ne sta sulle navi? Ma come? Dan, una tribù ebraica, che erano tutti pastori e vignaioli al massimo, qualche coltivavano un po' di grano, stavano in collina, sta sulle navi, la tribù ebraica. E Aser ha preso dimora sul Lido, anche lui. Cioè questi popoli non sono tribù ebraiche, c'erano le tribù ebraiche, ma vedremo perché non sono loro. Lo scrive la Bibbia, non lo scrivo io, attenzione, la Bibbia bisogna leggerla per quello che è, non per quello che ci hanno raccontato alle elementari o le amiche catechiste poverine che fanno il loro dovere, però. Allora, le tribù di Israele o tribù ebraiche. Giuda, con l'aiuto del Signore, riuscì a conquistare la regione montuosa, le colline, ma non riuscì a vincere gli abitanti della pianura, dotati di carri ferrati, i Filistei. Venivano spesso mazzolati dai Filistei, lo sappiamo bene, ma poi nacque Sansone. Non è vero, Sansone non aveva problemi con i Filistei, aveva solo problemi col suocero, che era Filisteo, e la moglie era una traditrice e poi lui la ripudia, infatti, Sansone. Però poi è perseguitato dalla giustizia filistea. Ma i Filistei non hanno mai perso gli ebrei, gli hanno sequestrato anche l'arca. Vediamo Manasse. Manasse non espulse gli abitanti di Beth-Zan, da Anak e di Dor, è chiaro. Insomma, dove è indicato come insediamento. Sicché l'antico cananeo, che c'era già, continuò ad abitare in quel paese. Quindi non l'hanno conquistata neanche Manasse, che era uno dei più forti dei figli di Giacobbe. Zabulon, anzi era figlio di Giuseppe, ma nipote di Giacobbe. Zabulon non scacciò i cananei da Chetro e Naal, ed essi abitarono con lui. Allora, manco questo ha vinto. Ma e Giosuè cosa diavolo ha fatto con questa conquista? Vabbè. Aser non scacciò i cananei da Acco, anche perché i cananei di Acco erano suoi alleati, perché c'erano i Shardana ad Acco.
ad Acri dei Templari, San Giovanni d'Acri. Ad Acri c'è un Chardin, lo dice non il papiro Anastasi, ma l'onomastico di Amenemope, egizio, dice ad Acco, sotto Tiro, sotto la città di Tiro, abitano i Chardana. È un documento egizio, lo mettiamo in discussione? Possiamo mettere i documenti romani o greci. Poi abbiamo Efraim non scacciò i Cananei che abitavano in Gazer, o Azor, abbiamo detto, la città dove c'era Giabbi che dava lavoro a Sisa, e questi dimorarono con lui. Neftali non scacciò i Cananei da Bet-Sem e Bet-Anat, ma dimorò con loro. La famosa conquista della terra promessa non ha conquistato niente, solo Giuda conquistò quelle colline, ma non riuscì a conquistare la pianura dove c'era fertilità. Perché? Perché c'erano i Filistei. Quindi la situazione era quella. L'insediamento l'avevano fatto i popoli del mare, nelle città che contavano. Non lo dico io, eccolo qua. Siamo qui. Abbiamo il Libu, i Chardana ad Acco, ad Aroset Goim c'erano i Chardana di Sisera, i Jeker erano a Biblos e a Dor. Ne parla persino un re spartano 400 anni dopo, scrive al sacerdote in Gerusalemme dicendo: guarda che noi e voi siamo dello stesso sangue, discendenti di Abramo. C'è nome e cognome nel libro dei Maccabei, citato nella Bibbia. I Chardana prima stavano vicino ai Pelesetti, i Filistei, poi se ne andarono verso il nord, andarono qui, da quella che chiamarono città di Dan. Quindi i Chardana erano sia in questa zona sia ad Acco, città di Dan e Acco. Qui fondarono il primo tempio di Israele, raccontato dalla Bibbia, di Israele, ma Israele, Ezechia dice, che era il re di Giuda, dice: ma nel tempio dove c'erano i discendenti di Jonathan era un sacerdote che i Chardana avevano preso con loro, l'avevano portato sequestrando lui e l'estatto che aveva preso questo Milcah, che ce l'aveva come sacerdote privato. Lui se ne va e dice loro hanno un trono del Dio vivente, ma con i tori, non i serafini o i cherubini come diavolo si chiamavano, ma con i tori. Quindi sono blasfemi, E Ezechia andò, si erano già andati comunque i Chardana nell'VIII secolo, e distrusse il tempio e anche il trono. Eccolo qua il viaggio di Enea, vedete qui è movimentato. Ma allora Enea fugge da Troia nel 1002 e trova il tempo di andare a trovare questa principessa di Tiro, principessa Libo, che sta ricostruendo Cartagine. Ma Cartagine è ufficialmente data accettata da tutto il mondo degli studiosi, è stata ricostruita nell'814. Enea ci ha messo 400 anni per arrivare da Troia negli Italici, 400 anni. Ecco perché Catone diceva che erano ignoranti i romani. Aveva ragione. Voi siete ignoranti. Pensate che Enea è un troiano, mentre invece Enea era genero di Priamo, non era figlio, era un Dardano. E i Dardani erano gli abitanti della zona dei Dardanelli, quindi l'Emno Imbro, dove Simone di Liceo dice che abitavano coloro che si chiamavano Eraclidi, identificati con i Sardi, che sbarcano a Creta e quelle robe lì. Quindi, errori mastodontici. VIII secolo, il ritorno. È successo qualcosa, forse la pressione degli Assiri, forse perché il Mediterraneo era di nuovo ritornato allo stato normale, perché c'era stata una catastrofe anche naturale, sollevamento del mare di 2,5 metri. 2,5 metri non sono una sciocchezza. 2,5 metri nella zona di Taros vuol dire il mare che arriva fino a Villa Urbana, 30 chilometri. Quindi tutto, cioè campi devastati, falde acquifere salate, dovete andare via, tutto il Mediterraneo. Quindi questi popoli che avevano i loro professionisti della guerra, quindi erano soldati che andavano ad arruolarsi presso altri popoli,
A un certo punto hanno pensato, perché io che sono con l'Ittiti devo combattere contro te che sei con i faraoni e contro di lui che compriamo a Troia, cioè, ma mettiamoci d'accordo, portiamoci appresso anche le famiglie se vogliamo, vabbè, e togliamo questi 4 reucci, Agamennone, Priamo, eccetera, e prendiamo possesso dei territori per 400 anni, quindi poi nell'8° secolo a.C. ritornarono nella zona del Mediterraneo, forse avevano ancora avuto i contatti, ma la nostra storia li ha chiamati Fenici. Come Fenici? I Fenici avevano un impero più grande di quello romano, però nessuno trova traccia di una battaglia, di una conquista o altro. Poi vai a scoprire che i Fenici chiamavano se stessi, nella loro lingua, Cananei, M è pluralizzante, quelli di Canaan, quindi Canaan, Cananei, e quella si chiama Canaan. Chiamavano così ancora al tempo dei Romani. Quindi i Fenici sono quelli che abitavano quella zona che oggi è il Libano, parte della Siria, Libano, eccetera, chiamavano Cananei. Oltretutto la Palestina ha avuto una nascita all'inizio del secolo scorso, in particolare da alcuni studiosi ebrei, con dei motivi legati probabilmente a una nascita del futuro Stato. Infatti Israele poi nasce nel 1948, l'anno dopo, ufficializzato, quindi, ma non erano i soli, perché c'erano anche i cristiani maroniti che spingevano per questa cosa del fenicianesimo. Perché? Perché c'era questo movimento insurrezionalista, quella zona era sotto il protettorato francese e poi anche inglese dopo, per cui gli abitanti della zona erano schiavetti, e nasce questo grande Libano, si chiamava, questo movimento insurrezionalista, come la Lega di Voci, quelle robe lì, anche un po' la Sardegna del tempo di Mele, eccetera, e fanno questi movimenti, ne approfittano questi cristiani maroniti, non so perché, cristiani maroniti avevano un motivo, e poi questi ebrei che si erano già insediati alcuni in quella zona giù, della Giudea vicino alla Palestina, e creano questo fenicianesimo che prende questo nome nel 1947, poi coltivato da alcuni studiosi. Però Fenici non esistono, cioè è un'invenzione del 1947 di questa zona. E non è Cananei. Sardana, Sardi, se voi andate al museo che c'è nella Corsica del Sud, vicino a Sartene, lì, Filitosa, trovate questi cartelli dove i corsi dicono che praticamente i Sardana erano i sardi e parte della Corsica del Sud. C'è uno studioso, chiamiamolo così, lui dice che è un egittologo, ma richiesto sulle famiglie egizie, parla sempre di Assiri babilonese. Comunque c'è legato a alcuni archeologi che fanno queste conferenze, le registrano anche, prendono in giro Leonardo Medes con i libri che ha scritto, perché lui addirittura dice che se noi ci permettiamo di dire ai corsi che i Sardana siamo noi sardi, si arrabbiano molto, perché loro dicono che i Sardana sono i corsi. È falso. Vai a Filitosa, davanti all'ingresso c'è questo cartello scritto in francese, grazie a Dio che il francese lo parlo, io sono andato a fare conferenze all'Ajaccio, eccetera, a Radio Ajaccio, e vediamo che questi sono a Medine Tabu, vedete la corazza uguale, questo è esposto nel museo di Filitosa, con tanto di cose, è uno Sardana riconosciuto, e c'è scritto chiaramente che i Sardana sono i sardi, i costruttori di torri, dei nuraghi chiaramente, insieme a una parte della Corsica, quella del sud, quella vicino a Filitosa, e quindi cosa fai? Vai in video per sfottere un tuo avversario, non so come chiamarmi, non so come mi chiamino loro, ma ve lo dico io come mi hanno chiamato nel 2001 in un convegno archeologico a Oristano. Erano tre della sovrintendenza di Cagliari, io Leonardo Meles, che io ero appena rientrato, e ho parlato dei popoli del mare in un convegno che era intitolato Sardana e il popolo dei nuraghi. Io parlo dei popoli del mare. La definizione di uno di loro fu questa. Teoria di Leonardo Meles, fantarcheologia di stampo sardista con pulsioni indipendentiste. Minchia, scusate, voglio dire, vabbè,
La loro idea è questa. Abbiamo quasi concluso, vi faccio un regalo stasera, un regalo fatto da due grandi studiosi che conoscete. Abbiamo la stella di Nora. Non ditemi che ho fatto l'ennesima traduzione, perché io non conosco un po' di lingue di quella zona, sia l'ebraico antico, di cui ho la Bibbia originale, sia la scrittura cosiddetta cananea, che è un'invenzione dei popoli del mare, che è questa. Vedete la terza riga. Questa è una beta, una shin sinaitica, si può leggere anche shin, quindi b, s, d, n, s di nuovo. Quindi molti l'hanno tradotto in Sardegna, b, tipo inglese, no? By Sardegna, no? Io ho sempre tradotto Sardana, o Sardone, il padre di Sardana. Ab, b, ab. L'ultima parola che dice quel tizio che hanno crocifisso al tempo dei Romani era stato Abba. Abba, bye, padre. Insomma era arcadico, b, ab vuol dire padre. Poi, oggi in Italia chi è che dice babbo ancora? Siculi, toscani, pizza calasa. Poi noi che in Sardegna dicevamo babai, o sbaglio. Quindi la parola è quella, sumero arcadico ab. E dice, ma Leonardo Mese è una tua intuizione? Va bene, certo, come no. La traduzione intanto dell'Abate Harry nel 1800 qualche cosa, in Tascis ve la dedite Pater Sardum, sta parlando quindi babai Sardum, eccetera, eccetera. In latino, comunque, praticamente padre Sardana, padre Sardon, Sardone, che deve andare all'Igio, ha detto questa lapide, tipo voto, eccetera, eccetera. E questo è il regalo che vi faccio. Dunque, ve la leggo, è l'ultima. Giugno, citiamo al riguardo. 550-540 a.C., circa un periodo, un'ambasciata di Sardi si recò al santuario di Delfi, parlò di una statua del Babai Sardon. Questo lo scrivono alcuni scrittori greci dell'età classica, è tutto registrato nell'ultimo libro, per ringraziare gli dei, in particolare Apollo, per la vittoria sul generale Malco. Malco era un tizio, un generale cartaginese, che senza l'autorizzazione del Senato, dopo aver conquistato parte della Sicilia, sbarcò in Sardegna con 80.000 uomini per conquistare la Sardegna. E si trovò di fronte alle città sardane della costa, alleate, come fecero ai tempi di Alsicora, e viene sconfitto. Torna in patria e i cartaginesi lo condannano all'esilio, eccetera. Comunque, loro, i sardi, portarono una statua del loro padre Sardone, a grandezza naturale, al santuario di Delfi, per ringraziare di questa vittoria. La statua è questa è un disegno fatto da un certo cavalier della Marmora. Lo avete presente? Quella Marmora, non quello dei Bersaglieri, fratello, erano generali tutti e due. Quello che visse 3 anni in Sardegna e fece quei 3 libroni grossi sulla storia dell'archeologia sarda. Questa statua, anche riprodotta, la riproduce il canonico Spano nei suoi 5 libroni grossi delle sue scoperte, ha una scritta nel piedistallo. Ab Sardum. Ab è rovinato, non capisco come appare qui, però poi lo spiega nello scritto. Quindi padre Sardone, riferendosi alla scritta che c'è nella stella di Nora, uguale. Quindi il generale Alberto della Marmora, si chiama Alberto, aveva questa statua. Qualcuno raccontava ai fini del secolo scorso che ce n'era una coppia che era finita nella zona di Capofrasca, dove ci sono i militari. Noi facemmo un tentativo di immersione, il giorno purtroppo c'era una tempesta, non si vedeva granché, quindi abbiamo rinunciato. Poi il permesso accordato in forma straordinaria scadette, con i militari non si scherza e quindi non ci abbiamo più provato, però pare che sì. Però lo Scano ha conservato questo disegno, quindi io vi ringrazio della pazienza.
Abbiamo l'abitudine di dare il piacere agli ascoltatori di fare delle domande anche scomode, gestirà Vittorio, per chi vuole parlare, lui ha anche il microfono lì. Tutte le domande che volete, quelle anche più... oppure cose che magari non sono state chiare, per cui... Prego. Prego, prego. Siamo fra amici. Non ho capito. No, non sento. No. No, io pazienza, non si preoccupi, pazienza ne ho. Tutto? Tra l'altro è stato logorroico e doveva esporre le cose più sinteticamente, perché io sono ignorante. Sì. Tutti i signori non lo so, non capitano. E per cui avrei capito meglio se lei avesse spiegato meglio. Invece ha solo parlato. Bene. Allora, io ho scritto 27 libri. E quello è il suo parere, se vuole la risposta anche per i presenti gliela devo dare. Va bene, non ho capito. Scusi, ho detto domande, non ho detto conferenze. Allora, posso rispondere? Non è un dibattito della televisione, io devo rispondere, per lei e per i presenti. Lei ha detto che non ha capito niente di quello che ho detto. Me ne dispiace. Ma non ribatta, per favore. A scuola non ci hanno insegnato queste cose, almeno ai nostri tempi. Ci hanno insegnato che uno fa una domanda e l'altro risponde. Chiaro? Posso? Perfetto. Stavo dicendo, io ho scritto 27 libri, discussi più o meno, non discussi. È chiaro che non posso raccontare 27 libri in un'ora di conferenza. Io faccio conferenze in tutto il mondo e non solo conferenze in presenza, ma anche conferenze in... Quando vuol sentire una conferenza con più tempo, vada su YouTube, magari una registrazione, oppure legga qualche articolo dei giornali, di riviste, e vede quello che scrive e dice, e in parte chiaramente, perché non possono raccontarli neanche loro i libri, 27. Inoltre lei dice che io praticamente non crede a niente di quello che ho detto, neanche al fatto di Enea che ci mette... Come l'ha esposto lei? Io non credo. Mi dica una cosa che non ha capito. Come? Me ne dica una per fare un esempio. Ma non ha spiegato esattamente quello. Ho capito il suo parere, volevo chiederle una cosa che non ha capito. Ancora. Lei scusi, ma lei cosa fa? L'inquisitore, fa il poliziotto, l'archeologo, cosa fa? Le sto dicendo. Se non mi piace, ma queste sono cose, sono risposte da dare. E perché le sue sono cose da... Io no. No, stia tranquillo. Allora, senza bisogno, non mi serve neanche il microfono, però, allora, ringraziamo il signor Melis per tutto quello che ci ha spiegato. Chiaramente un argomento così particolare, così complesso, spiegato in un'ora e 23 minuti, e chiaramente bisogna andare in velocità senza approfondire, altrimenti già l'argomento è, per alcuni, io che non sono conoscitore, io faccio altro, non sono conoscitore, quindi ho ascoltato cercando di capire quello che era il messaggio che il signor Melis voleva darci. Secondo me il messaggio più importante è questo, che la cultura del popolo Shardana, come il grande maestro Pastori insegna tante volte, è una cultura vastissima, esposta in un'ora e mezza, si corre il rischio, cercando di dire tutto, anche qualche cosa, di non riuscire a farla capire. Quindi secondo me bisogna apprezzare tanto il lavoro fatto dal signor Melis in questo contesto. La cosa che ho visto, qui ho visto tanta attenzione
si riesce a capire non è tutto, perché l'argomento è vasto, articolato e molto complesso, e per di più a noi sconosciuto, almeno a me, che io sono essenzialmente un tecnico, è sconosciuto, quindi faccio più fatica a capirlo o a entrare nel vivo dell'argomento. Una persona come Vittorio, o come Basilio, o come Francesco, eccetera, come Mauro, eccetera, che hanno più tempo per verificare queste cose, sono più appassionati, seguono di più, non solo perché Vittorio è docente, ma tutti gli altri che sono discenti e non docenti riescono a apprezzare di più il discorso del signor Medici. Io sinceramente gli farei un applauso, poi verrebbe no, prego. Il microfono. Grazie. Chiaramente ringrazio ambedue per questo intervento, fa sempre piacere. Ma io sono abituato, non vi preoccupate, gli attacchi ci sono sempre, magari non così virulenti, ma il dibattito è fatto per porre domande per qualcosa che non si è afferrato. Le immagini ci sono, non si capisce quello che dice Leonardo Melis, però vedo un'immagine, che cos'è questo? Cioè, quindi una domanda e io rispondo, cioè senza nessun astio, senza nessuna violenza, senza nessun... E inoltre permettere a chi deve rispondere di rispondere, altrimenti la finiamo come in televisione, quei signori che si danno, si parlano addosso tutti quanti, buonanotte. Quindi se qualcuno ha veramente qualche domanda relativa a quello che avete anche solo visto o non capito oppure non sentito altro, siamo qui, ecco. Che ci stiamo a fare qui? Perché siamo venuti? Ok. Stiamo parlando appunto al laboratorio, magari avresti gradito poco di più il quadro per leggere anche noi. Non ho capito. No, per la lettura sarebbe stato meglio un po' più grande. Ah, più grande? Sì, quindi non è rivolto a me. Grazie. Vittorio. Allora, dovevamo far scendere l'intero schermo nella panificatura, quindi questo non abbiamo un proiettore specificato. Lo schermo è rotto. Va bene, ci dispiace che non abbiate potuto leggere, mi dispiace anche che l'intervento fatto da Angelo, perché non era il caso di avere un certo tipo di comportamento. Poi uno può accettare o meno quello che Leonardo ha cercato di spiegare in portare avanti, la storia di Sassi, certamente poi uno può andare a leggersi un po' di studia per cercare di tutta l'introduzione
per quello che Leonardo stesso dice nel capitolo 27 libri, non è che poteva concludere con un discorso enorme che durava 3-4 ore, però sì, che praticamente nessuno di noi dopo un'ora si sa benissimo che cominciano a scendere le parti, e quindi di conseguenza non c'è più quella tensione che c'era all'inizio. Ha ragione anche io, perché comunque molti di noi non sono avvenendo alla storia del nostro popolo, alla storia della nostra vita. Noi stiamo cercando, almeno per quanto riguarda la nostra associazione di università della rappresentata, stiamo cercando in qualche modo di far capire le persone sia dall'inizio dell'età neolitica sino ai giorni. Stiamo cercando di, sempre raccontando, non è che siamo i professori, gli archeologi o chissà chi, noi raccontiamo di storie giusto per avvertire le persone a quello che Leonardo sta cercando in qualche modo, nelle sue competenze, per capire che la civiltà dei Sardi c'era, come si c'era, è nata tantissimo tempo fa, quindi siamo poi i Sardi nel periodo del Trono, 1300-1300 a.C., dove gli ebrei l'Antico Testamento non era stato ancora scritto, tante pagine di storia non erano state ancora scritte, i Sardi abitavano nella nostra isola, nell'isola della vorrei giusto fare una domanda. Io prima che gli occhi mi abbandonassero un po', adesso non leggo più perché non ci vedo. Io ho detto che è stato fatto, no? Alcuni studiosi fanno provenire il nome da Sardo il Grande, il mesopotamico che narra un po' la storia che nel periodo proprio del conflitto del mare c'è stata una grossa carestia, una grossa diluvio che ha portato questi genti a andare verso l'Occidente. Tu cosa ne pensi? Penso che l'ho scritto 25 anni fa e ho nella Bibbia degli Urim, il nome è tutto un programma, e in copertina c'è Sargon di Akkad. Perché? Perché Sargon di Akkad dà origine a quelle storie narrate riguardo ai fondatori di civiltà, parlo di Romolo ad esempio, parlo di Perseo, sono tutti salvati dalle acque, cioè figli di una vergine del Tempio, solitamente, e di un dio, non potendo tenere il bambino, la madre di Perseo, la madre di Romolo, abbiamo detto tutti, persino la madre di Mosè, fondatore di civiltà anche lui, vengono affidati a un cesto di vimini o un'arca o una cassa e affidati alle acque. Il che dà possibilità che questi bambini vengano salvati da persone stranamente, casualmente vicini a chi governava, a chi comandava. Sargon di Akkad viene salvato dal ministro delle acque del re della città, la prima città degli Umidi, diciamo, in Mesopotamia. Anche lui figlio di una vergine del Tempio, figlio di Marduk, mi sembra, o comunque di un dio della guerra, come Marte con la mamma di Romolo. E viene allevato, lui una volta grande fa come Romolo che uccide lo zio Amulio, fa come quell'altro che uccide, oppure spodesta il faraone come Mosè, insomma diventa il più grande imperatore della storia. Purtroppo dopo 200 anni mi pare, all'incirca, dopo il suo regno, il suo impero cadrà a causa di una grande carestia che riguarda tutta la zona che parte dall'Egitto fino a tutta la Mesopotamia, fino all'India. 300 anni di carestia, che porta i popoli a migrare verso nord. Questo è raccontato anche dalla Bibbia. La Bibbia,
il sacerdote del dio Sin, Tirù o Terà, che ha un figlio che si chiama Abramo. È la storia di Abramo, che uscì da Ur, lo dice la Bibbia, uscì da Ur con le sue genti, andò verso Arran, dove poi si insediò. Lui e i suoi figli e nipoti andranno sempre a prendere moglie, Giacobbe, Isacco, vanno a prendere moglie ad Arran, e Arran diventerà un qualcosa che darà la possibilità a questi popoli di diramarsi, la dispersione delle genti, che è raccontato nella storia dopo della Torre di Babele, che i popoli scappano perché Dio interviene, eccetera, e qualcuno identifica il costruttore della Torre di Babele, che ha un nome ben preciso nella Bibbia, con Sargon di Akkad, il primo imperatore della storia. Quindi ne parlano in tanti, ma io l'ho scritto 25 anni fa. Quindi pensi che sia una storia, diciamo, quelle cose di chiesa, di Sargon, di Akkad, che ha una vicinanza con il nostro popolo, Allora, il legame con i sardi è semplice, perché vengono addirittura inclusi con un nome i Kirukasca, le teste bionde, che non sono solo i sardi, ma sono un po' gli antenati dei popoli del mare, che vivevano in Mesopotamia, dove c'erano due etnie. Uno i Kirukasca, teste bionde, Kirra in sardo si usa ancora da qualche parte, vuol dire ciocca, Saghirra, ciocche bionde, e gli altri erano teste nere, erano i sumeri, diciamo, residenti là. E vengono citati spesso queste ciocche bionde come popoli che si insedieranno nelle isole. E c'è in Genesi, capitolo 3 se non erro, in Genesi sono elencati tutti questi popoli che daranno origine ai popoli delle isole del Mediterraneo. E fra questi ci sono Shardana, chiamati Dane o Dan o altro, i Littiti, i libici anche, o il Libu. Cioè questi popoli del mare sono elencati nel terzo libro della Genesi. Quindi dopo la Torre di Babele, la confusione delle lingue, eccetera. Quindi è tutto collegato. La Bibbia non è vero che è un libro scritto direttamente da Dio, che avrà altro da fare, l'avrà scritto qualcun altro di passaggio, ma non è vero neanche che è un romanzo inventato. Come tutti i libri di storia, ha una parte di vero, una parte di invenzione da parte dei popoli, come il De Bello Galli, come dicevamo prima, e altri libri storici che sono parzialmente veri e parzialmente inventati. È un libro di storia, anche la Bibbia. Guardate che io non rispondo con la veemenza di quando uno mi assale. Non ha fatto il classico? No. Io sì. Di ferro alle scienze scolastiche delle scuole medie. Però l'argomento è molto interessante, in particolare pensando a tutti gli avvenimenti che ci sono stati, che ci sono tuttora, delle migrazioni dell'uomo. Non dobbiamo dimenticarci l'Homo sapiens arriva alla fine dell'ultima glaciazione, per cui c'è l'espansione dell'uomo che va a occupare le terre lasciate libere dei ghiacci. E per cui se c'è un proliferare, per cui il clima più mediterraneo a nord, sicuramente c'è stata qualche conseguenza nel centro e nel sud della Terra, per cui la fascia sahariana, la fascia da quella parte lì che era per un tempo, è diventata deserta. È vero. Ora, con il cambiamento climatico, cosa che noi sarebbe aspettato di leggere, la Bibbia Saudita,
Solitamente rispondo con quelle quasi domande, perché la sua non è una domanda, è un argomento, diciamo. Quando io scrissi il primo libro nel 2002, Chardin e i popoli del mare, mi saltarono tutti addosso. Quando scrissi il secondo libro, me ne saltarono altri addosso, compresi i nipoti archeologi, eccetera, perché scrissi della tribù di Dan. Quindi oggi ci sono personaggi di livello internazionale che scrivono sulla tribù di Dan. Non solo, ma un grande professore di archeologia dell'Università di Cagliari, che conobbe anche lui Zertà, lo scopritore di quella città Chardana nella zona di Gerusalemme, diciamo un po' più giù. Questo professore è stato anche insegnante di archeologia di mio figlio, è importante questa cosa, per me almeno, e io lo rispetto. Lui inizialmente non era del mio parere, ma 10 anni dopo l'uscita del mio libro, uscì con un librone grosso così. Vi avviso che costa sulle 50 euro, quindi, però è molto documentato. Sui Chardin, sto parlando del professor Ugas. Chardin e Sardegna. Professor Ugas, Università di Cagliari. Quindi, quello che lei ha detto, io Leonardo Medes precursore, e poi arriveranno altri. Sono già arrivati gli altri, ma decine, ma non solo in Sardegna, ma in Italia, in Europa già c'erano. Io ho fatto conferenze in Francia, ne sapevano più di me la gente, quindi in Francia hanno cominciato prima anche di me. Quindi questa cosa che lei ha detto, i precursori sono già arrivati, grazie, ci applaudiamo da soli e siamo contenti di questa cosa, giusto? Vittorio volevi dire? No, vabbè, niente, secondo me Leonardo deve partire per il suo paese e quindi non vorrebbe andare in buio, quindi vediamo. Grazie Vittorio. Perché tu a qualche domanda ancora può farla, però dobbiamo comunque chiudere, per cui vi ricordo che ci sono i libri di Leonardo, se qualcuno è interessato, io ne manda giusto uno, quello che è terminato da poco. Ce li ho tutti nel mio scaffale, i peli colorati, i verdi, i cani, i rossi, eccetera, eccetera, anche me lo scaffale. Quando ho potuto leggere gli Olleghi, mi sono appassionato alla storia della Sardegna, perché comunque prima ho iniziato, Leonardo l'ho conosciuto nel 2006, quando io ho realizzato una sorta di popolo di Bronco, chiamato così come lo chiamava De Montis, in terracotta dove ho invitato Leonardo, che era sempre con un'altra studiosa, una signora non mi ricordo il nome, e gli avevo fatto vedere le mie statue, che oggi non ho più perché sono state vendute a Odosei, a un'associazione. E niente, quindi conosciamo da parecchio tempo, è un amico, ha la sua storia, i suoi racconti, io lo saluto, un saluto a delle Presidente. Grazie mille, intanto a tutti voi che siete venuti in questo pomeriggio e grazie a Leonardo per un po' che vediamo, lui è sempre presente. Ti ringraziamo tantissimo, buona serata e speriamo di incontrarci a breve. Non so se ci avvicineremo quest'anno, però per l'anno prossimo è sicuro qualcosa di nuovo. E io sono lì. Grazie.